Il Veneto è rimasto in zona gialla con restrizioni minori rispetto alle regioni che sono in arancione o in rosso. La vita quotidiana scorre tra mascherine e distanziamento, ma molti pensieri e polemiche sono incentrate sulle regole più dure delle festività natalizie. Siamo di fronte alla follia e all'incompetenza totale. Emanare delle linee guida del genere vuol dire rovinare il Natale alla gente, vuol dire sacrificare e mettere in ginocchio tutto il tessuto turistico ed economico del nostro territorio, ma soprattutto vuol dire avere di fronte dei governanti che non sanno minimamente quello che stanno facendo. Qualcuno, come ben detto più volte, dovrebbe spiegarci qual è la differenza tra una comunità tipo quella di Roma, che può trovarsi tranquillamente 3 milioni di abitanti il giorno di Natale, e tanti piccoli paesini nel nostro territorio dove gli abitanti non possono uscire. La Regione sta insistendo col governo e i suoi rappresentanti territoriali per provare a modificare il testo del DPCM in senso più coerente anche con le giornate fino al 24 dicembre e dal 27 al 31. Quindi l'unica cosa che noi chiediamo al governo è di non rovinarci anche il Natale, di lasciarci almeno quello, ma soprattutto chiedo al sottosegretario agli enti locali, agli interni, Achille Variati, che è vicentino e conosce le realtà del nostro territorio, di dare un segnale se esiste e se sta facendo qualcosa a Roma, perché continua a blatterare tante cose, sta dicendo tante cose, facendo anche tante promesse, ma poi di fronte ai problemi veri, che magari per qualcuno il Natale è solamente una data sul calendario, ma per molti fortunatamente ha ancora un valore ben preciso, chiediamo a lui di intervenire e ovviamente far cambiare idea di fronte a queste scelte folli che sono state fatte. La norma vieta gli spostamenti tra comuni diversi a Natale, Santo Stefano e Capodanno, ma aggirarla, un po' all'italiana, non sembra così difficile. E sicuramente qualcuno, sapendo che il 25 e il 26 dovrà starsene a casa e non potrà uscire dal proprio comune, sicuramente starà già pensando magari di spostare le festività del Natale al 24 oppure al 27. Quindi questo fa capire l'inutilità delle misure adottate dal governo.